In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Buonasera a tutti, anche quest'anno la nostra serata Montalto è finalmente arrivata. Quest'anno vi presentiamo una commedia brillante in 2 atti di Calogero Maurici che si intitola Due matti in vacanza ed è stata da noi liberamente rielaborata. Buon divertimento a tutti! Oh, se parole incrociate sono sempre più difficili e complicate. Oh, auturnali, sta semente, sta così di. Allora, aiame, oh, a comienza qua B, denge lettere, avinge, sventola ai bordi della strada e fa segnali agli automobilisti. Auturnali, aso, bagasciona, E qua non sta a scrivere regole, bandierina. ma Pensavo io mi avevo numero linta testa. che sta figlia mia? Certo che sta. Venga, volta da questa casa. Allora, 18 verticali, 6 lettere. Una cosa difficile da trovare. Punto G.
Oggi? A che sta? Io so. Non so se... Non so cosa torna su qua. Pronto? Pronto, sì, direttore. Buongiorno. Va bene, ho capito, certo, faremo il possibile per aiutarlo. Specie se mi dice che mio fratello è migliorato. E va bene, sì, faremo proprio come se fosse una vera vacanza, eh? Arrivederci. Arrivederci. Grazie. So che ti dai da grugne? So che ti dai da grugne? Volevo dire tutto manicomio. O dire tutto manicomio, tu conosci? Uriva mi frai fortunato. Tu frai fortunato? Sì. Ah, non sta di manco per io, Ridrento vandegeva un cu che lo matto de tuo frai. Ah, non aveva qua sede che la stupida deve essere, La dico, chi sta ristrutturando la clinica e gandi tu ai pazienti da andarlo già dai parenti. Oh, ma manda cannuma che è lì chi l'ha migliorato, Ah, ecco. E non si può tenere i mevi, no? I mettete qui a nulla, dice che dovrebbe essere proprio come una vera vacanza. Ah, è una vacanza. Minte 20 anni, una vacanza non me l'ho mai fatta. È a su un san de testa, Su lì, ben lì, rompe bara senza fia pazza, Fino a settimana, non è mica la fine del mondo, Hai una settimana. L'ultimo viaggio quello è venuto. Se che stai in ura su, E mi manca poco, guarda, avevo un fiore, divento matumi, E tu sei già Sì, ho figurati una settimana, E mi pagherà in anno, te capito in anno, a lungo, ecco. Tu ti sei meglio di testa, secondo te? Ah, la parlavo. Sì. Ah, certo, anche perché tu ti sei proprio in gamba. Guarda che il fidemato ti dai fiato in sa. Ah, non sta a credere. Ma di me in poco, No. tu da di tu la migliora o meno, tu che fai? Bah, miglioravo, tu ti ricordi che prima ucciagneva sempre ogni parola che diceva? Mi ricordo solo come piveva bale da mattina a sera. A vu non c'è niente più. A vu è sempre. Uri? Sì. Oh, povera lui. È proprio bastian contrario, guarda. È sempre meglio lì che c'è comunque. Ah, sì, c'è. vorrei andare da cenni, altro che. Ah. Vorrei andare da cenni, per non essere fatta. Comunque. I meghi dice che l'enciambe terapia me. Io segue senza farsi vedere, dalla città, con due infermieri. E poi mi ha detto che è verità. Di verità, sì. A forza di novità, come che dice che la sarà da malati là, alle spara. A prima, quella che forse finalmente arriva che la famosa pensione. Ah, meno male, un poco di spesa sa, famo. E a seconda, questa fidanza è Osebe Maria. Ah, torna, sai, le torna bella. Se Maria. Ma subito non hai capito che quando arriva dall'auta, tu piglio breve puggere. Ma per piacere, se Maria. Ma. E che sarebbe questa santa femmina? È come Ello. Matta? È un po' più equilibrata, ma ogni tanto a short fredda se me non fiaella, via. Così è calibrato. E vorrei dire che non è tanto equilibrato che faremo una convergenza come a te le macchine. Ma. E a terza novità, La terza novità? alla che con Ello. Ah no, Ah no, Sanno che pure fa con lui, figuriamo se con lui, Con tutti due, oh, poveri. E beh, comunque a voi sono già in viaggio, arrivano dopo mezzodì. E poi guarda un lato positivo da faccenda. Ti saccano ti soldi una liberata da retraide che la fa pensione là. Ma che arretrai, che tanto noi metti a siamo lì a raggiare, a streggiare, a narenzare e tutti assieme. Pensa alla pensione, Cosa dai lì, Girolamo? Ciao! Ha messo un cattà in pade braghe curte e una maglietta. sì, e ora se le sbatte l'anghilla, arriva sempre, Certo! Oh, ma senti, c'è un senso che mi so suonato. Ha messo un sonato fra i fortunati. Ma corrieva! Sai che lo cucinava sempre, su giù rieva. E ti ho detto come va di? Quanto là che lo sediamo. Sarebbe un segno. È buon segno, che ho un sogno la lasciavo stare, frai, Bella roba, bella. Città di Wari. Ah no, era un mia short, guarda. Ma dove ti vai che con sta cucita sbrivete che fascia? Vedi lì, vedi? A te vedi?
sbrigato, vergognoso. Oh, guarda, magari la sbrigasse. E poi stai poco a sentire, via fuoco una venuta. A me sciano, a me vestu, a fuoco una venuta, hai capito? E ti devi fare come Catainin. Non Catainin era capito che non mi deve dire E tu, cianta la riva che sa autramente, che giornata vieni matto. Tu sei mezza matto, ti non vedi? Certo, sono altro che matto, sono stramatto, hai capito? E sono fiaffregao e maranzato. Ecco. Sta a sentire, ma canti si ferma. Canti si ferma. In una settimana di sicuro. Come se va di una settimana di sicuro? Oh, ma scherzate? Già chi che sono? Dici di meno. Meglio di meno che di giù. In Andia, lei è una vita, hai capito? A proposito, a se chiama Ritta, a Solzuvena. No! Tu stava di quella zube. Sì. No, Saria se ne deve fare che le trippaie, guarda. Ma che tripai, alle come io. E vanno insieme, hai capito? No, non stava a dire che vanno tutti e due. Sì, vanno tutti e due. Guarda, se con lui a stasera ci farà de cattedrette su viaggio con lui, a non mare capo ci perega. Oh! Non sto andando a piava l'uomo botto come che dice, tu ti devi, state lì, ti devi collaborare, perché sta settimana a deve, verrà, ti l'hai capito? Non che ti sciorti. Vabbè, l'ho capito, ci sei sulla formula. Sentimi. Ti vedrai che a caldo sapesci le caghe il poco de sole. Così aveva fatto una bella maglietta che si vede un po' meno Ma una bella minigonna e un bello pane di calzaretto. La fai tu l'abbinamento, questo è pieno di chiede che sono tutte che i pali, vergognoso. Comunque, a te di buina, si sulie di soldi, una come di denti, un bel garbo di cul. Levati, che non mi vedere già che appunto, levati per piacere. Guarda, che è meglio che ti taraggi con me, che con che i matti che deve arrivare. Va bene? Ya Chantal, lì voi due andate. E lì e in là. Guardate, che mi avete dovuto concentrare. Prima ne voi sono due. Ma stai concentrato? Certo. E adesso ci concentriamo che le fumate spuncente la robanella, si deve concentrare. Ti rolla. Comunque guarda che in viaggio è difficile accettare i matti, ma a voi se ne tu 2000, E diccelo. Dai, guarda, con 2000, o vengono ogni 1000, Alla parola intelligente la parlavo, Ma tu sei spirito, tu sei due, ma dai, negati. Tu sei so cafona, tu? A me le volte che mi avevano descicato le tv due. Sì. A me le volte a Giovannini. Un mouse, telefonavo, e E ciao, ti basta che ti leva che da giovanile, basta che ti levi tutto lì. E la sempre lì da capo. Certo, che fa come avere A capire. E va a capire, a me le volte, E se tu ci stai, stai. Che vergogna, che vergogna. Che vergogna, guarda. Stava per sentire. No. A uno stamattina che si tu si scappa, E il tuo fraio è dormito in uno sciuletto. Non stava già la pure in collo. E noi dobbiamo dare un letto stretto, perché noi non vogliamo su Rieggio, perché mi sono stufo di dormire in letti e di sopportare i tuoi pesci più sfiziosi che ti mi dai certe peai che sono sempre, guarda, in te. Ma sai che non è mica colpa mia su un lettino stretto. È colpa mia se sono sempre quei balafesi, Perché? Su viaggio le pezzo perché invece che io sono in due. E poi altri letti grandi hanno un anno. No, E boh. stiamo bene a ciappare. Ma e se fosse ci matti che prima questo fosse peggiorato, fra specialmente, che non te la conoscevo. Scimati che prima come fanno? Se non scimati sei fiso. Anche figlio. Però io. Taci, taci. Che non ti correggi, guarda perché. Ma chi l'ha che picca? Avanti. Ma che. Ma l'altra. Buongiorno signora Rosetta, buongiorno, da manchereva, E sono venuta a domandargli un favore. se vorremmo con tutto il cuore. Siamo un purmone, perché da me siamo un purmone. Grazie di cuore. Ma lo piacere non è per me. No. È per mio figlio Emanuele. Perché mio figlio Emanuele studia psichiatria, lo sa? Sì.
deve prendere la laurea in psichiatria. La laurea? E sapete come si dice, no? Lo siamo usciti anche io da me e domani ma tu, Ma ti non senti come fa? Signora Caterina, gli volevo domandare, no? Dato che sta per arrecamparsi il suo fratello Fortunato, e visto che sono in due, e visto che mio figlio Emanuele vuole pigliarsi la laurea in psichiatria, se potesse, non tutti e due, magari uno solo, ma potesse dargli un'oliata, sì, mi Tu io ho preso di Poi diventa fiammutivo che del non si sta a preoccupare, signora Rosetta, che quando sempre fa il piacere, che dica a suo figlio Emanuele, che venga quando vuole. Non ma quello che faccia capire, quello è in mezzo da testa, mi raccomando, Oh, certo. Lo sapete come si dice, no? Lo studio vale, la pratica vale più dello studio. Sì, la pratica. La pratica. E non mi fa male la nattica. Ma parla come ti mamarro. Come la pensavi io che deve arrivare? Dammi scusa, E vostra cognata? Vostra cognata, lei ci appetta sempre. Lo senti, vedi? Dentro e fuori, ma è proprio. Allora, per la scala ha incontrato mio figlio Emanuele e gli ha detto che si arrecampava il vostro fratello, con la zovena. A uno siete ti vedevi una curiosità che mi avrò lì, volevo sapere come mai ti parli questo italiano come che poi sciancato come il papiro bagnato, perché ti devi spiegare sai come ti parli. Perché mi fa più fina. E poi, da quando mio figlio Emanuele si sta per pigliare questa laurea in psichiatria, signora Caterina, un patè d'animo mi viene. Ma mio marito, il professore dei polmoni era mio marito, ma ci temeva che mio figlio si pigliasse la laurea. E medicina, naturalmente. Però gli ha detto, cerniti questa branchia della psichiatria, perché cosa volete? In psichiatria c'è da capire la testa solo. Povero Emanuele, bravo, intelligente, ma ci vede poco, gli manca un occhio di vista, gli manca. E allora nella psichiatria non c'è né da vedere, né da tocchezzare, né culli, né ciamporni. Buongiorno, Finesse. E ogni tanto guida che faremo contro la fiamma di Mario con l'asciugamento. Mio figlio Emanuele lo dice sempre, Sì. per diventare matto o non ci vuole niente, una stizza, una brugaglia, ma niente. È bello conforto, se ti lo parlavo dove no, proprio bello conforto. Vabbè, va, io adesso tolgo lo disturbo, sì. e grazie di cuore, veramente di cuore. Ma un bello la dà a parte l'erga. Ma da quando mio figlio Emanuele deve pigliare la laurea, il mio cuore si è spantegato fino alla dritta. Arrivederci. La parte l'erga. E suo figlio è orbo come lei, io conosco, non se laurea manco tra, ma fa capisco se laurea. Guarda questa studia qua a testa, mica quindi. Vabbè, ignorante ti sai tu. Va. E comunque mia voce show. Va. Avevo una fabbrica di un biliardino, Ecco che avete un letto. ma in testa cattivo. Emanuele, lei arriva uno. Signora Caterina, come è bella! Come si taglia i capelli? Ma non mi assungi la Valeria lei. Buongiorno, Buongiorno. Grazie del che. Allora, come l'è? Quando a me laureerò, ha visto
Ma su dezzare! E sapete come è che lo dito, no? Chi pratica una normale prima o poi finisce male. Vabbè, t'ha sentito? C'antavo la ricca mia a Washo, mi avevo una famiglia a partire a biliardini. T'ha sentito? Ma po', quando è che ti piglia Laura, come ha detto mai, Emanuele? Presto, presto. Grazie de che. Vabbè, beh, mia bocca. Ciao. Non stava preoccupava. Allora non fiarti tanto mai, che quando sempre fai il piacere. Conti tu che. Grazie de che. A voi però devo andare a casa perché sto preparando la tesi. O me viene una mal di ventre che ando a pensare a tesi. Missa tesi non l'ho mai assaggiata. Proprio a mia, figura sera, ecco prosciutto. Vabbè, signora Cataini, arrivederci. A se viemo. Mia che vengo, più forti. Mia voce vuol dire, a se viemo città. Tardi. Grazie de che. Che quando arriva a me fra se non mangia ciuretto. Povera mia. Dove ti vai, Cataini? Cata un filetto. Cata un filetto, ma sta settimana è proprio orbo, quello Emanuele. Ma te non sai come ha pigliato per tu? Che senso come ha detto? Ma signora Cataini, ma come mai? Allora lascia in casa. Voi avete fare prima di me. A te che vi sono certo in primavera, non è proprio avvenivato, Non sta cadamente, mi avevo cattato, aspetta me lì. Ti va a cadere un filetto, mi devo andare in una stanza alla V, va se vieni dopo. Beh, sempre la stessa busca. Ma non perché? Perché ho dovuto lasciare inaspettata, E avevo controllato. Ma prima li là, Fia mia lei della prima. È un cursume non la mugirà. La bugiamo pur su. Sì, a voi cursume è giusto. Ma noi la siamo da parte sbagliata, Fammi un altro giro. Continua l'oppuia, dove ti sei? Ecco. Oh, sì. Mia voce sono a posto, fiati, ma il bursulo al contrario. Sai ciò che ti dico? Per non sbagliare, se ne andiamo con chiudere. Ti ha ragione, che ti sei intelligente. Sentio parlare, non da nessuno. Ma stai andando un po' con la radio, a tosciarmi nel palo Ma non così, che va sangue alla testa.
E vai così come ti pensa, eh? A me non ti pensa in ta testa. Vabbè. Oh, ma non piglierà freddo. È bella, ti piace? È bella. Sì. Sì. Ale. Come si chiama? Ecco, ma sei ciampa. Che li può? Mia, volevo chiamare la ciampogna. Marita la piccola. Meglio ciappelletta. Ma dillo che ti piace su nome. E dillo che ti piace su nome. Dillo che ti piace su nome. Fortuna? Allora tu non mai viegi con la bello, eh? Dillo 3 viegi. Dillo 3 viegi a voce alta. Dillo 3 viegi. Una bello. A voi piglia che cosa? Cagume te vincolo. Tu non sei che né troppo pesante né troppo leggero. Vabbè, sì, avevo subito piena copertina, Subito. Oh, vabbè, salire. Cremila, Sì, credo che non piglia freddo. Ecco qua. Ale, oh. che bella ciappelletta. Oh, dopo a che da mula, perché appetita la fame. Sì, deve mangiare. Sì. Dopo a guffa mucata, appetita deve crescere. Certo. Ma tu, Sì. ti chiami sempre Giovanna? Sì, mi chiamo sempre Giovanna. A te presento Rita che è tutta mia vita. Piacere, Giovanna. Grazie. Non c'è di che. Grazie, dico. Alla Ritina, alla tutta mia vitina. Oh, prima di trovarsi qua, andiamo già a 4. Sì. Poi siamo passati lì. Mi ho sentito la musica e mi furbu. Allora mi tale salire. Oh, a voi le 3 mesi che siamo mariati. Dopo si è fidanzato, però. Invece, guarda, i miei sono sempre zitella. Fia sanno capisci perché, Però sono contenta così, Me l'immagino. Perché? Ti volevi essere scontenta? Lì canta che sono tutti contenti. Tutti, si è capito? Tutti contenti perché sono mie. Hanno me sfego e lasciamo tutto. Lasciamo tutto. Lasciamo tutto. Tutti. Calmai, che siamo tutti contenti. Chi lei chi me chiama? Assumia, assunto se. A che vengo che chi sei tu? Ma quando ti me chiami? Non voglio quando arrivo, non voglio essere chiamato, interrotto, disturbato. Perché se no non mi sfego. Non mi sfego, lasciamo tutto. Lasciamo tutto. Anzi, me ne vado. Lasciamo tutto, A te presento Rita, alla tutta mia vita. Buongiorno, buonasera e buonanotte. Ma piace, Sakashi? Ma sapete a distanza là, 4. Alla 4 stanze. Accaduta le monui alla 50 stanze e 10 bagni. Ma lui si mette in hotel a 5 cuori, Ma tu ti sei messo e ti chiami sempre Catalini? Certo. Filetto che è? Certo, ma sta senti, ma come vi sei conosciuti con Rita? Lei è un po' fuori di testa. E mica son drente, anche se stai tu vicino. Ma è pure bene, non è vero? Certo, ma tu ti sei contenta che dopo tempo di compagnia? Sì. A voi va che t'ha un figato che a Rita che piace un figato? Sì, ma piace un figato. Beh, dopo che va, quella appena che t'ho un filetto. Oh! A voi! Subito che devi andare! Subito, Subito!
certo. Mi faceva che ti l'avessi scangiato. Signora, buongiorno, Buongiorno, buongiorno. Buonasera e buonanotte. Ti l'hai salutato prima ella. Ti l'hai salutato prima ella, non sta lo già fa. Non sta lo già fa sotto mentre mie. Ha sciapo tutto. A figlio a causa in tu che li come capita. So che ti preferisci prima? A me non va bene tutto, basta che stai calmo, tranquillo, Oh, te presento. Piacere. Non me molla, ci sta. Piacere, sono il cognatto. Il cognato. Un cugnao! Oh, voleu marito di messere. Signora Rita, ecco, che si accomodi. Ecco. Ma tu che ti sei un marito da messere, ti chiami sempre Girolamo? Girolamo Fortunao, non Girolamo. Girolamo Fortunao, tu i nomi ti dai? Penso che i matti! Oh, ma su lì, questa bella camicia, di più la dire tu, su lì la dire Su lì un padrone di Sacca. Eccola. Un padrone di Sacca. Tanto che sono mi padrone uno che ne, un che solo ti serve. Dichelo. A proposito, lei tu è sempre lo stesso? Sì. Scangialo, perché te lì là tutti i mesi in vacanza veniamo. Certo. Aspetta, innanzitutto. Non si può sempre venire in vacanza montata, No. perché dopo si annoia e andai da un'altra parte. Un'altra parte, andava ecco. Da Braico, da qua, la trigliera del già fiore. Cosa fai? No, mia su montautin, e la le con mi, a ca aghelamo, i servi aghelamo. Ti hai che cosa incontrare? No, può capire, mi re. E lavoro riei! Avanti riei! E riei! Rita. Accomodati! Sì! Oh, fallo fiato, fa come se ti fossi in catù! Audurai pei me scimietta. Le come si audurassi l'aria pura di montagna. All'hotel, mi fanno una gara per audurare i pei. Certo. Preparate scimietta, ti sei pronta? Allora, mi hanno che buono. Che bello che ti facciamo in scimmietta, scimpanzé. Che bello che ti mettiamo in scimpanzé. Avanti, adesso live, Ma tu, avanti. ti siamo padrona di Avanti. Senti. Oh. Alle! Perché la porta? Alle, la figlia di puttana! Ma venici tardi perché voi mi sono ricordato che avevo un appuntamento che mi piace mancare. Scimpanzé, uno duramente. Che bello quando ti mettiamo scimpanzé! Oh, e quando usarà già me scimietta! Mia divento pezzo pigmatto! Avanti, vedi con voi! Adesso andai tu via, che vai fiato. Tu che manca sulla tazza, li prego. Hanno che voglia. Degna duramente.
Oh, anzi. Alt, troppo triste, troppo lento, troppo moscio, torna indietro. Oh, no, ma che non so, ma la fu, oh. Troppo triste, torna indietro. Sì, vabbè, ciao. Segno. Aria pura de montagna, ho visto che gagna la scema del successo. A voi è meglio che van degare posa il foto del surventa stazia, Sono sentite dai, andarci, sì, è vero. Perché questo meno ne mi fa una doccia e sì. io mi fa un bagno, te capivo, Il mio nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente e deliziosa, lei vuole me! Ah, che voce! Che voce! Lei vuole me! Urtina, in un mamma chiema, in un mamma chiema, Battei che male! fai le patente! Battei che male! E piede! Ah, Cataini, cerca della va ben uccesso perché dopo tutto quello che abbiamo brucato, tu e Girolamo a me scimmietta. Che bello che ne ti mettiamo insieme! A te dicevo che Rita le debole di stomaco hanno supporta i cattivi audui. Certo. Senti, a voi andai. Se candi carai hanno che siamo, vi dica se mandate a catao figa. Certo, sì. Vabbè, bella di me! Oh, mamma con 4M, chi che sei gay, chi non che sei gay, a noi non ne frega proprio niente. Che ti fai? Io ti do poco, di che poco da usare. Oh, c'è la meglio, che pigni che ti infiammi. La sono bene a caviare. Tutti a noi. Vai avanti, tacca avanti. Signore, scampe libere da Samatorniaria, Santissima Maria. So cugina, so fraie, so zia. A voi me padesse sarà in Natana. Speriamo che passe de cursa sta settimana. Dai, pazienza e coraggio. Dopo avril e mazzo. Speriamo che Candy vanno a fare un bagno che vanno a abbracciare. E chi non vede se strigiai. E se un poco con il suo rosario. Ma io sapevo, io mi fa venire a te. Ma su tu patu? Ah, lei di della cugau durava i ne peli, sanno che guardare cosa, la ne cugau durava. E ovviamente muccio chi da un fight prima che se ne va, che va con di gomie. Guardai che a voi situazione la pesante fia per tu gas amica, Ma quale amica? Pumenti sua amica, ma poi diventa cugnale. E così poi ti dai 2 cugnali matti. Una le valide. Allora, così. Sì. Eravamo di volta giovanili a ballare in valse. Ma cammina, ma ti basta che ti Certo. belli, sei sempre contenta. Certo. Cammina, va, cammina. A voi andiamo a catà un figato, che all'auto che piace un figato. Intanto hai lasciami poco da su, perché i meghi prima al telefono mi mandito con le meglio si stanno un poco da su. Stava pausa su cose tu prima. Tu di gumi e lascia da suri. Sai cosa succede? Che in te 4 dì si lì, ne butta fuori di qua e dopo andiamo a dormire sotto i ponti. Tu di gumi, veramente. Da sentiti, io sai, scapone, a voi che sono ben arrangiati. A gardo delle cade un poco di soldi. Va bene. Guarda, non state azzardata, tate, cariche maglietta che ti usci un pumelo da ventre, perché certamente te staccati non entri più.
Ti hai capito? Sta senti Girolamo, mia fa che poco cubare le più, hai capito dove cubani? Ah. Mia a me canto so cadello, va bene? A me ne vo, tu sai dove me ne vo? Da giovanile a Valama e Tira sempre via, Dai, se viemo. levate, va. Che fino della tela. Ma Sta senti. Ora andiamo a cantare su figa, ti passiamo a chiamare Emanuele, un mego di mano. Ah, si chiama. E anche Dimu che viene da un pochino gli asci lui. Sarà meglio, ma sarà meglio perché mi bevo pure, vedi? Andiamo, va. Abbiamo solo visto pregato il so. Dai, andiamo. Oh, che è so? Ci hanno pigliato. Oh, stai lì. Ti servo lì. A voi andiamo, sì. Dimmi un po'. Supposte de tachipirina in sciroppo che n'è? Che Rita calamata orecchie a tromba du pistacchio. Catale non ti scordare. No. Andiamo a cantare su posto. In giro, Oh, non vedo l'ora di fidanzame. Oh, certo che non stiamo noi a saccare che n'è da differenza, A noscia, a lei nacca a 5 cuori. Ah, però mi ci causta me lì, perché là che tanti di quelli cristiani strani. Scimpanzé! Ah, scimmietta! Che bello che ne dimenticavi scimpanzé! Che bello che ne dimenticavi scimmietta! Ah, non mi ricordo a chi tu abbraccia per primo, a me o a tu? Comincia tu! No, comincia tu. No, comincia tu! E alla buffa ma conta. Su 20 de deice a vinci mi, meno de deice ti vinci più. Senze? No, su 9. Oh, su 9? Allora vinto mi su senze. A te dico che su 9. Chi è che vuoi rompere bala? Chi è? Ah, prima di parlare i medicanti sono lì. Canti su. Vinti? Alla vola un vinto mi. A voi andai bene, aveciamo mi, noi si impegnai. Aveciamo mi quando l'euro dentro. Oh, vedi. Ah, non mi ricordo più, un da lei mi restato. Tu braccio drito o con che lo levo? Comincia con che lo dei mezzo. Scemmietta! Ti sento che ti fai? Ti serri gli orecchie e fiaglioli. Se saranno le orecchie non che vedo, se saranno gli occhi non che sento, Come fuori? Oh, scusate, Eccola. non volevo disturbare. Alla fai sempre la figura da scema sarà, Ti mai disturbato? Ecco. Ti mai disturbato? Fortunato, in chissà che mi sono tutti fatti da mamma amica. Oh, non vedi? Noi siamo lì tranquilli, ne vanno a rompere male tutti i viaggi, ma non che Sarà già mesce niente. Ti mai disturbato? Non volevo C'è quella di collo. Ti mai disturbato? Ti mai disturbato? Tranquillo. Oh, ti mai disturbato? Per capire? Non respira! Ti non respiri? Respira! Ah, ti vuoi respirare bene? Via di revocaggio di scia! E alla buva tu hai penta me scimietta che tutto tu vedi. E dopo ti respirerai più bene. Vabbè, mia nugheio, ma... Mia, no, tu, gliela tu, ragazzi, Ah, tu hai penta me scimietta che tutto non ne pusco, non sai mica. vabbè, prima nugheio, ma... Ma devo fare più fallo. Certo! Oh, mi cazzo. Alle! Dai, onesta bene. Stava in 3 piedi su coso. Ah, lei ha più di montagna! Sì, ma voi vedete, ma da pisciarina. Assieme figlia. Alla cangia un culo. Ecco, tu una che ne ho qui. Chi è?
Cane. Avanti. Buongiorno. Voi i seccheri di prima. Sì, capisci. Entrai. No, voi sortì perché l'avevo detto che mi faceva entrare. Andai. Sta a senti. Ti mudi tu che andai fuori entrare. Quando ti vuoi tu, mi hai fuori entrare. Alla V, hai fammi aspettare in ora. Oh. La passai in ora, chiamali. Avanti, entrai, su. Buongiorno. Ma scusai, ma un leorbo o un lesbone? Ci manca solo un poco di vista, ma è Scagimego, e voleva conoscervi. Sì. A mia ave presente Rita che la tutta me vita. E perché non riei? E perché non riei? Perché non riei? Studiali, perché lì ti l'hai tanto da imparare. Scusai, ma un posto dove si ricoverai? Avevo detto dove si alloggiai, o si trova a Roma? A voi, su cui vi interessa di quella che siamo alloggiati noi, So, come vi interessa o non ci alloggio? No, perché so, si trova in via Garibaldi, no? Ma volevo sapere a che altezza? Si trova un quarto ciao. Perché prima lei ma o primo. E o primo che un è morto, quello aveva in mano prostica. E poi io lei in portava al secondo, e al secondo che quello aveva in interruzione cerebrale. E al terzo giorno che una mia amica che l'aveva in una crisi ostetrica, e la uno in ha messo al quarto. Ho capito, ma siete proprio simpatici, ma come siete simpatici? Sì, anche una bella borsa. Sentite un poco, ma al quarto ciano, ma stavate assieme al quarto ciano, Ma no. No, perché a voi siamo mariati, non sempre. Ma quando siamo fidanzati? Ma segni un po' lì. Ma stai a sentire un meno, dimmi un po'. Come mai che mio è in periodo che non fai che girone di testa? Ma in la vostra famiglia o che ipertensione familiare? Ma di cauco mi vi permettete? In la nostra famiglia di ipertensione non che ne mi è fortunato, andavo d'accordo, va bene? Oh, ma era di cauco di me, Il guarda. prossimo viaggio le figlia cresciuta, Emanuele, mia son Tomai, i matti sulla, Ah, che bello! Gli sappiamo voi? Buongiorno! Signora Caterina, abbiamo fatto un poco di conoscenza, ma come sono simpatici questi due! Ma guardi, signora Caterina, grazie, ma grazie di cuore, Sì, ma un che non la resta. Ma guardi, il mio è talmente grande che è andato a finire addirittura nello fegato, è andato. La mu fai tempo più tardi, non fermavo la caixa che mi messo in cartodura per pagare. Gliene avevo messo du tempo, Oh, ma su lì un'ula come i meghi che sono da noi, Su quelli non sono manco buoni. A solo invece che beve, perché dai io. A fonda su, a fomi. Ma da solo, è in campa mi sembra. Emanuele, per piacere, siete comunque mio figlio è a vostra esposizione come volete, come volete. Ah, ecco, ma la prima faceva domandare. Visto che noi avremo allargare la famiglia, no? Avremo
siccome sapete che chi non rischia non raschia, volei poco come giocare a grattatutto. Vorrei una vita grattare dappertutto, non so perché. Non so. Osservali. Guarda. Ma fai ragione. Scimietta di me. Se ne andiamo, te capi perché mi sono stanca. E basta. Ma Catainin, la stanza è pronta? Sì. Ma mi raccomando, domani mattina, quello che sei che traffico, prima di tutto stasera tutte le luci a smorza, perché lui a luce ne fa venire un nervoso. E domani mattina quello che sei che traffico, Vabbè. Vieni appena. Vieni appena e scrivi. Agudi come. Guardali che ti impari. Da voi in poi ho chiesto in Uganda in più. Perché a noi non dà fastidio quando si tira a caena. Domani mattina, quando mi è fortunato ma che ho chiesto, voi venite e tirare a caena. Pulire il gabinetto e tirare a caena. Allora, scrivi. Carta igienica liscia e non rasposa. Perché a me mi pezzica un culetto. Poi, allora, deve essere gialla con tante sciurettine, tutte così russe. Hai capito? Gialla con fiorellini rossi. Scrivi. Poi, asciugamano bidet. Deve essere, ricordatelo bene, cangiao ogni ora e 3 minuti, te capito? Un'ora e 3 minuti. Scrivere. Poi deve essere incurvito, perché a noi i curvi morti, ne fa venire matti, incurviva, mi raccomando, perché noi a finire in vacanza e a se dovremmo riposare, e se dovremmo rilassarsi, te capito? Fortunato. mi domani mattina avevo circolazione avevo impiato dell'aite, con un poco di caffè, 3 gocce di tè e 2 cugliai di miele amaro. Amaro? Sì. Miele amaro. A me invece una cupetta di marmellata, con 3 gocce di caffè dentro, hai capito? Poi in uovo a coccolona, con un secondo giorno e mollo, e poi a voglio. Non sta sentendo? Ti pigli 10 qualità di biscotti, tutti differenti, poi ti metti in riga così, tutti, sai come è un domino, no? Che ti ne tocchi di fare tutti, e tutti infilati, 10 qualità diverse, mi raccomando, e poi il tuo bagliore deve essere di 3 colori diversi, scrivi rosso e rosso, perché a noi o che di colori vivi, ti capito? Di colori vivi, perché sono domani, ma diventiamo matti, ammazziamo tutti, ti capito? Diventiamo matti. Guardali, beh, usa un poco di vista che dai, guardali. Sì, a volte ne andavo, è andare che lo posto. Però, non è tanto da 26 lui, Se tu mi vedi, non te l'hai vista. Ti vedi che tu, se ti vedi tu che credi, guarda. Vabbè, va. Adesso togliamo lo disturbo, Sì, dai, Ci dai. andiamo, veramente, grazie di cuore. Arrivederci, Mia penso che una settimana. Vieni che dirlo perché a noi mi sento bene, ti capito? Niente buono, grazie, grazie di cuore. Sì. Io ho tanto pensare che tu alla fine della settimana non ci arrivi, No. Sei un poco rovinato.
in atto, Gerolamo. Sì, sì, sì. E beh, ciao, Gerolamo. Grazie di cuore, di cuore. Cammino, vattene, pioggi, vattene. No, adesso di là. Adesso proprio di là. Lì una settimana e saccano con le due te cugliano che... Allora che dici? Però, mi pare, sto diventando matto per mia. Ah, ma sei tu matto? A me ne voglio in vacanza. A me ne voglio in vacanza. Partito? Che tutte sei messi con la burla? Perché scusa, non ti piace a me, va bene? A me la consigliamo il cugnato? Ma quale tuo cugnato? Che la stupida deve essere o che la stupida di tutto? Perché lì è cose sono due. Rita, a me ha detto che tu scemi e ci esce dall'ogni. Allora che pericolo, ma che ti esce dall'ogni? Guarda che mia, mi devo consolare. Perché sto viaggio, sto soffrendo veramente. Ah, chi stai soffrendo? Sto viaggio. E perché l'ultimo viaggio che sto venuto non soffrendo? Mi soffro ogni viaggio, poi vengo su, guarda. I meghi, i landi, che dobbiamo dire tutto quello che fa. Anche dobbiamo dire dove va, so che dice, come lo dice, so che fa, come lo fa. Anche dobbiamo dire non sempre le sue. Che dobbiamo fare un tema. Che dobbiamo fare il temetto, poi come andiamo. Il prossimo viaggio che ne dice che mi manda, che ti ma quello che siamo, che stiamo partendo, ecco. Tu sei proprio birba, va, proprio firma come le sozzocche. Ma ti non capisci che si risuma? Ma ti arreo di tutto, Si lì, si crede che sta lì a segasso qua, Che entra, gli sciappa a porta e non su ti porti, Oh, l'ospite è come un pesce, un spiziato potrei dire, e se ne deve andare, hai capito? Oh, Che traffico sta Il traffico, Rita diceva che Satusa non l'aveva sonno, Fortunato diceva che l'aveva mal di panza, così diceva fare l'altra con la loro, con l'urivaga. Con la loro, ti hai capito? E con la loro si potrebbero lavare il cullo loro, Sta settimana potremmo fare, la mia nuova foncina sentire e manca vedi, guarda, non le passare manco una giornata. Ma se ti non che sei manca, ti fanno proprio tu. Se diceva fiare campate qua a Viattura, sta portando fiato a Viattura, ti rendi conto? Ti non per capire. Auto che mi urlava. Che i meghi per capire come si comporta, lei è una terapia. Una terapia. Intanto da un manicomio l'hanno cominciato a mandare via. Terapia. Buongiorno. Che andate dico buongiorno, vorrei che vai sasci tutti in peito. Buongiorno. Ti hai dormito bene, Fra? Ma cale dormivo, petita la fai tu fai una noitura. I pensieri di impaie. Canditusi son petiti, i son grossi. Speriamo che dormi tutti stanotte. Gatta come tranquillo in questo momento. Lo vedi. Meno male, va. Però, prima che appetita se sentisse ma, che è in traffico, in bordello, mi avreva sapere chi l'è che faceva tutto quello bordello, non solo rovinare un primo di vacanza, ma fia appetita. Chi l'è stato? Fortunato sta a sentire a Ughello, c'è vicino da qua, che ha due figlie petite, tutte sette. E magari sono quelle che c'aveva, che faceva un po' del bordello, un po' del traffico, ti capisci? E non fan dormire a me petita. Che von subito. Girolamo blocca. E chi sei figlia, lasciala andare. Fortunato. A te senti, a voi
tu devi stare lì, perché se per caso cara Rita cadute lì, so che dimmo. Ah, Rita, che è tutta mia vita. Ah, Rita. Allora, sta a sentire, a farmi una bella cosa, voi che vuoi mi? A che vuoi mi che ne dico 2, va bene? Ti che ne di 4. 4, Fiaetto. Tutte. A fiattezze. A te gica te me. No. Bambina bella, che poi la mamma ti fa vedere la stella. Dormita. Fortunau attusa alla prigione du laite. Che laite? Che lupo non l'è rotto, che lu tutto dinto. Ah, non capivo, laite in trego, Girolla, non laite in trego. È vero, Laite in te? Sì. Io non ho manco capito. Hai sentito? Io non ho capito. Per forza che ti non puoi capire, perché ti sei tu che l'intrego. Ti non puoi capire. Adesso se non stai alla giacca, non capivi. Non capivo più le laite che cercai. Tanto guardai, devo short. Ure un laite che lui tutti in intoppi. Tanta short, che devo shortiamo una famiglia Italia 2 fette e vai porto. Avvocato usa le sarma. Mi e Fortunau andiamo a cataolare e tutti in accompagni, ti hai capito? Mia short torna perché allora una riunione del condominio. Onde ti vai tu? Minuto andai a delega. Ecco. Tanto non che sul mio padrone de ca, ai riunioni non si che va. Non si che va. A voi ti stai lì, ti tieni appetita, ti accuni, ti che dai da mangiare, ti che scangi un pannolino e ti che dai un ciucciu. Ti che dai un ciucciu, aspetta. Ti che dai un ciucciu. Dai, Ale, dai un ciuccetto. Mi raccomando un ciucciu. Stai tranquilli che sultano. Allora mangia, beve, cucina e va con me ci vanno a accompagnare. Mi proprio a demandare. E va, poche tutti va. E va, capisci? Girolamo sta tranquillo che dagli assedi se ne va. Se non se ne va mi trasei di mercoledì. Vieni me sento. No, beh, ucciccio. Allora devi ci capitare cosa così, dove ti l'hai messo un ciccio? Ucciccio! Capito? Ucciccio, Da Cainin, da me i soldi. Che poi? Gulaite. Quanti? Che i soldi? Che i soldi che devo dare? Che i soldi? Girolamo, bravo, tegnila bene. State città, che vedere la fanno Girolamo? Se ne lascia in mirande, ne lascia in Senti, mi era meglio che short, che me ne va? Che, perché non sto bene per lei. Mi una collo che... Da senti, tieni giù e tieni sta ciampaglia. Se non stiamo facendo ciampaglia! Le short. Comunque, mio marito subì giù la ragione, per fare la peggiorava. Mi dica che non mi con il telefono, tu non musta che ci ha mandato, mi non vuoi cica. Ma un cuore mi fai, ma non puoi fare differente. Come lo ci? Però, prima a me fonda che gli arretrai da pension. Chissà che finti l'avranno fatto che li soldi. Chi là? Avanti!
bella signora. Ha visto? È proprio elegante, Ha eh? visto? Oh, sì. Vabbè, sono venuta, no? Per dirle che noi andiamo a Roma. Ah, Guarda, le parlo come se fosse una sorella. Andiamo a fare una visita a mio figlio Emanuele. Forse gli è migliorata la vista. non la miglioravo mai, Frai. E dato che ci siamo, facciamo anche uno sarto lì dove è ricoverato suo fratello. Sì. Difatti, volevo prima di partire, diciamo così, esaminare un po' dei viaggi, perché prima di visitare la clinica, volevo, diciamo così, senza andare in fondo, perché se uno va in fondo a certe imprevedibili situazioni, diciamo così, e dove finimmo? Io mi paio da fare da esaminare, diciamo così. Oh, quando il mio figlietto bello parla così bene, io rimango incandellata. Cosa è successo? Oh, io non dico più, mi sto fondendo, Mia non sto ben tre. Oh, avato. Allora fate un accendinai. A tu, sciacca in gatto. Oh. Allora, voi non fate un accendere, Allora sciacca in gatto, non sciacca. Non sto bene, Io non cai pensa che sto... Non mi stai tu bene, che cai in. Non mi stai. Girolamo, ci vuole calma, pazienza, serenità, tranquillità, ci vuole sangue giazzato, ci vuole. A me dice un vocabolario, sta dicendo. Bisogna essere ottimisti. Sì. Ma Emanuele, ma secondo te cosa c'ha il signor Girolamo lì che è tutto sempre così indecentato in questi giorni? Ma è via? Sentimi un po' un psichiatra lo scorso così, cioè va a sentimi un po'. Ma è via? Sta situazione, diciamo così, sta attraversando, è normale che in un rapporto di convivenza si crea, diciamo così, una situazione dove se un rapporto ben a mancare, diciamo così, si crea confusione, il cervello entra in una situazione particolare, diciamo così, ma passerà? Diciamo così, io non ci ho capito niente, Quando il mio Emanuele usa questi termini tecnici, se non fossi sua madre, e me lo marierei. A me invece mi fa venire un nervoso fiaccandolo a un ursera. Ma tempo che senti, Rosetta, Emanuele? Signora Catarina, dottor Emanuele, perché così se lei dice dottor Emanuele e il mio figlietto bello si dà un poco di sprinz, Dire cioè. Ebbene, alla V, Emanuele, dottore. Sciumego Emanuele, Sacramento. Oh, Ma tu sei da, alla V, Sciumego Emanuele. Va bene, così. Ma prima di partire per Roma, non sarebbe meglio che dai gay negli hai un po' così come per chiamare i due villeggianti? Ma sapete signora, da quello poco che sono riuscito a avere, allora capivo che vostro frate non è proprio mattu, cioè 4 vieci matti. E come l'è? Tu sei amato dei 10, dimmi, Mattu, in solo un viaggio.
Già ho fatto. Chi l'ha dato per nome, diciamo così, abbiamo una ciappelletta, e vuol dire che c'è di creatività e si diverte, giocando, sapendo o non sapendo, che giocando ti si può divertire. Diciamo così, così, ma torneria, inconsapevolmente, diciamo così, la diventaci serena. Ma so che bella musica sorella! Se il mio figlietto bello è arrivata a questa conclusione, vuol dire che questa è la conclusione. La parlava mai, avete capito? Però dovete proprio di riconoscerlo, che quando il mio figlietto bello aurove la bocca, che amore, quando aurove la bocca, che amore, E su lì quando entra i tuoi manicomi su tedie, altro che... ma a proposito, ma adesso lì, i due lì, ma dove si sono... E sono andati a fare un po' di spesa, mettendo a Giovanna la compagnia, e così in sorte se ne spagati un po'. Che c'ha tutti i cubini, Vabbè, adesso anche noi ce ne andiamo, perché anche noi dobbiamo andarci a fare un poco di spesa, ci dobbiamo andare a fare un poco di spesa. Vabbè, noi ce ne andiamo e grazie di cuore, Arrivederci, Arrivederci. Grazie di cuore. Allora, ancora arrivederci e grazie di cuore. Lo sapete, no? Il mio cuore si è spanduto talmente tanto che tra un giorno e l'altro arriva la colecista. Buonasera, Oh, salì su che, se che continua a spandere che Dio arrivò che. Mi non basta sto frai, messo tutti, fiaie di due ma ti rendi conto? Tanto stupido non stupido se sta laureando. E su rimane tra 20 anni se laurea su io, tu dico tu dimmi. Oh, poverate mia! E se quello è successo, non stai perciò di accompagnare, perché te lo fai in abbala, ma in abbala che basta. Sono fughe, E sono al cimitero, io sono. I sono morti! I sono morti! Oh, i sono morti! I sono morti! Che adesso è brava per su! Ma che morti, ciao! Io non sono Ma anche non sono morti! Ma sono partiti in pandacata sull'aite, piuttosto che reghi sono entrati in panificcioli, da un panate, entra drente, no, fortunato che chiede du laite e Rita che dice croccante. Oh, meno male che la paneteo ma teniumento. Ma certo, mia che fai due segnali, la capiu che fa due battute, siamo shorti. A shortimmo e andiamo in supermercato, meno male li ha subito lì. Accattiamo finalmente su benedetto laite. No, stiamo su laite. Tutti contenti, a shortimmo bisogna che se c'è un funerale da signora Rizza, vedovaci cazzo! Ma che ci cazzo! Ah, non la vedovaci cazzo, la vedovaci pene! Io ci cazzo di bene, Tu ti devi sempre avere in testa! Ciao le cose! Però alla mamma porca miseria, guarda! Eccoci! So che l'hanno fatto se su un mese in prima fila, guarda. Tutti ciagneva e le risate, guarda. Guarda che le risate, ma le risate, insomma, che mie hanno longo ci fermare, guarda. Mia non so, guarda, Girolamo va in poca vez, mi riesce a recampare, Sì, chi sei figlia, ma lasciali sta, ma magari che da che se ne abbarrascia a testa, ragazza. ma chi sa tagliare lì, perché capito? Ma vorremmo che lanciasse morti, li stai allora non si può fare campagna, ma per un'identità che balla la morte. No, sopporto. La mangiamo, alla posto, Alla fai tu fiorito. Sì. Fortuna misca e scaglia anche a colgare, che è stanca. Ale.
Oh, Fortunato! Quando la costavo sull'aite? Mizzo che ne so. Come? Che la batteva sempre. A quando tu che poi la vita dicevo, o che a tanti cristiani noi siamo passati. Certo. Però, abbiamo domandato per me a tutti, Abbiamo domandato. De manca da niente vai subito a pagare sta roba della piaua, perché siamo già a buca di tutti. Sì. Allora, dammi il di catondà. Che dai, me ne vengo in E se stanzia tua, Certo. dammi un pochino di catondà. Dai questi soldi. Cioè, perché te devo dare i soldi? Mi ti me l'hai dati prima, a ti do quando tutti i miei cerchi prima che mi altri domande, preparamene degli altri. Mi ero un dito che sono nella scemiante. Ale, ci so. Buonasera. Mi levo. Un telefono. E mi ha sciolto in bocca come fai. Ma partiamo un bigliardino. No, tu ti devi guardare appetitati che mi scangia un pannolino. Ma ti sai che Girolamo quando ti muovi ci finali così tristi minuti voglio fa. Mi ti voglio fa allegro. Allegro mi ti voglio fa. Cammina la casa con lui, ci tiri un po'. Tu sai che a tua lontananza a me mancava. Fia mia, giuro che ti arrivassi, guarda. Ma dimmi un pochino cosa. Tra tu e me sono che mica degli artriti. Ma che artriti? Ma so che ti dico, o che cacchi di lui aromatizzato, ma pure fatto più bene. Vabbè, tu mica come sai che vai bene. Dai, che tu sai che mi ogni tanto a gioco gratta tutto. Sì. Sa vincio i spicci su di te. Con gli altri voglio fare una matornaria. Però a buca siamo vicini. Così vicini, ti mi puoi fiare, quanto bene ti mi vuoi, Te ne tanto, ma tanto che ti tu quei manchi. E la vu, dammi un bacetto. Ma levatevelo bacetto, cammina, ma la vu che non poteva succedere, che succede più, A me ne vuoi da merita. A solito che era già a testa, a me se rompe, a me se rompe. E dopo lui me ne vado in vacanza e mi porto via la bambola, ma dici, sbrodolina, buona forte, perché mi va piace. Donato, ma che ti fai? Ma tiri come Girolamo, tiri come Fortunato, ti mi fai via perduto il cervello, guarda. Mie? Sì. Non sta beverina. Certo, Non sta di beverina. Sono i primi sintomi. Sì, ti rievi come eri, sì. Sono i primi sintomi che sono rovinati. Ma te lo dico che mio figlio non sto bene. Sì. Va figa, me ne voglio in vacanza fiamista. Ma sta a sentire. Sono in vacanza. Non vorremmo fare, guarda, non la manca un po' passato due die, guarda, mi non so. No, non so più fare. E su lì lui dice, quello è in pieno di terapia. Sì. Ma per rompere la testa mia, hai capito? Ma sta a sentire comunque, che chi l'ha accompagnato, a cui sta spassando, Invece guarda. stavo lì casa, stavo fregando quella che stavo. Allora stavo giù. Ma sta a sentire, Girolamo, mi avrei sortito, guarda. Vieni lì. Per piacere, vieni lì. Non sto ma da solo con quelli due che mi non sto bene. Ti spenti o meno qua in Catalina, da solo che non mi là. Ma se pensa adesso sei una cantante qui in fiocchio. Lei vuole me? Signor. Sentila. Sentila. Non lei una cantante coi fiocchi, sentila. Ma è vera, Girolamo, che è proprio una cantante, E perché non mi avevi risposto subito? Ma guarda, perché lei talmente imbambulà, sentì la cantare che non ho E lei si stava pensato. imbambulando, no? E invece mi stavo rilassando, rilassando. Sto facendo di tutto per farla partecipare a Sanremo. In a giornata le arriva a grilla pizza. Quando la sentia cantare, patapum, sveglio in terra. Che alla sareva sa grilla pizza?
Ah, si chiama Nilla Pizza, lei è una cantante. Ah, Nilla Pizza! Allora capivo, è che la cacà che cantante è un peu sta drizza. Girolamo, candeti shorti per piacere, ti meccati e supposte, ma ti meccati che è normale però, che le chi si mette normale. Sai che le chi si mette normale? Però a seia quando andiamo a dormire ti ma metti tu. Ti ma metti tu perché quando andiamo a mettere Rittina, che lei è Rittina, a me galda o galbo di più, a che fa senso e ha fatto tutto venire molla. Le sta a sentire Girolamo Sortimo, va, lasciamoli subito, va. Ma fa chi non romperei? E se andiamo a catarsi su poste, dai, che chi rompe, va chi non te romperei. Sta a sentire, fortunato. Mi ha avuto guarda a primo che doveva andare fino al dentista che mia mi devo fare levare in dente grosso, no? E la si deve farsi levare in dente di vedere. Ecco, scelte che accadono fino al supposto che poi stasera è mio tu, Andiamo. E a centro un garbo. Girolamo, quando ti passi? Chiamami un po' che lo mego per piacere, che voglio parlare. Che lo mego di Matteo? Voglio parlare. A tu, ciao. Allora, andiamo a Andiamo, va Girolamo, lasciamo di su. Non sta mica bene. Scimmietta. Che bello che ti leggiamo in scimmietta. Abbracciamoci. A non che siamo a siamo shorti. Buongiorno. Ah, mia voleva dire che è una cosa. Che la specie di mei un marito de mes soeurs no sì, che lo là che dice con le mie cognate. O me pare un po' che non sta che bene. O me pare che lei che qualcosa che non va, o lei che è nervoso, o lei un po' o la qualcosa che non va. O lei pensa che non respira bene, ma mia che fa sempre l'aerosol, Non fai tu mia qui, bei, A proposito, voi come respirai? benissimo. Ah, benissimo, benissimo. Mio marito era professore dei polmoni. Ah, Fortunato da ricordi. Professore dei polmoni. Lo conoscevo. Ah sì? Sì, ma ricordo. Professore, io ho un nome di polmoni o le ho cognome? Sì, lo conosciuto. Sì. Guardali, essi due guardali. Ma mie aveva dire, ma è vera che lei un po' sfasato? Sì. Ma è vero. Io penso che, diciamo così, lui stava attraversando un momento brutto. E di vieci, che prendesse dei problemi, che si poi tuttavia manifestare, diciamo così, in un brutto momento, senza che lui tuttavia lo voleva. Ecco che Luca diceva a me. E lui non doveva tuttavia. Eccoli, un fa sempre tuttavia. E non doveva farla perché non si stanca, specialmente a via di Matti. Buongiorno. Oh, signora Caterina, buongiorno. Oh, lo sa, signora Caterina, che noi domani partiamo, Partiamo. Sì, partiamo, Parla in silenzio. Appetite a sederci là. Zitti. A genie. Guarda, lui.
niente, non abbiamo. Guarda, mia non è piaciuta. Mia mi sto esaurendo. Mio marito si sta fondendo. Vedi se ne sta fregando, Girolamo, mi avevi un po' gustato, Senti, mi vecchio, io ne credo. Bevevo fino a Puglia, bevevo, se ne vecchio. Mica son grave. Comunque, signora Caterina, signor Girolamo, guardate, vi devo proprio ringraziare di cuore, perché grazie a vostro fratello e a vostra cognata, mio figlietto bello, riesce a fare una tesi, è riuscito a capire bene in fondo la matornieria, queste teste malate, baccate, così difficili. Vi ringrazio proprio. Girolamo, mi aveva un futuro sereno, tranquillo. Tuttavia, se dovessi avere dei problemi simili a vostro cugnato, mia visita la farò sempre gratis. Che bello conforto che ti mi dai, io sono proprio contento, ci rilassavo a me sento. Ma su me Emanuele, su mia giornata giusta, Sì. che non chiedo lei, ma lui pensa che me frai un pesce migliorare o peggiorare? Gatta, avuti a Aspetta, come risponde? Certo che ho tempo a mia disposizione, non è stato poco per riuscire a capire. Tuttavia, mi non posso capire che, diciamo così, la situazione non è pas così nell'apparenza, da fattispecie, diciamo così, evanescente, ma è trasportato al suo mondo, creativo, fantastico, diciamo così, difficile da capire. Era veramente difficile da capire, Suliva. Un angelo calato giù dal cielo, quando parla così, io rimango tumefatta. Ma su me Emanuele. Basta, per piacere, basta. Non capire che domanda ce l'hai. Basta, Basta, se domande. Sapete? Guarda, avrei segni per i vecchi, guarda che cosa. Fortunato, quando arriva a Roma e a buona visitare il vostro hotel, ma ti vuole che avevi stato ben qui? Un meglio amico stramato di stanze. La mia amica che la mezza matta, che la cui è calze verde. Adesso noi andiamo a Roma, e ci vediamo, ci vediamo e grazie al cuore, di cuore. Arrivederci a tutti, Grazie di cuore. Su guarda, o diventerà proprio il nego coi fiocchi. Mi avevo. Non stacci a di quei fiocchi che solo Amerita. Amerita canta, lei è una cantante coi fiocchi. Non stacci a di quei fiocchi, anzi, io vorrei sentire sua voce. No, usavo che canta bene. La musa sentiva la canta bene. Io sono una bella voce. Cataimin, allora visto un mego. Che l'ho detto che un che problema Girolamo e un dito che fa che passare una visita da testa al cervello, quello è meglio prevenire che impazzire. A voi Girolamo, ti tieni appetita, a voi che dai un latte, ti che scangi un pannolino e poi quando arriva te fa l'aerosole, ecco. Mi avevo però scusare un attimo, ma devo andare a finire il successo. No. Come no? Perché devo andare prima a me, perché a me scappa, te capivo? Prima Rita, quello è tanto che sa te capivo. e mia compagna.
Ma che è successo? Sta zitta, che hanno favorito! Ma parla, che ha favorito! Ora sono un letto sul stego! Girola, ma faccio con te figlia? Sta zitta che ti hai capito? Se non fuori, ti hai capito? Zitta, zitta! Ma no, già! Ma ti senti male? Io l'amo. Oh! Stasera a me voglio fare un bagno. Sì. E siccome non arrivo bene, voglio che ti me lavi le spalle. Mia te la usi ai balle? Basta che ti levo di te puglie! Andrea, risponde! Ma risponde! Pronto? E lei con te? Direttore? Sì, ho capito. Vabbè, pazienza. Arrivederci. Sono buche! Sono bucata. Le ho diretto un manicomio. Non ha detto che i travagli per ristrutturazione da clinica in una compagnia. È un programma di terapia, un salone di una settimana. Le spalle! Biberon! Un like entrego! Un like croccante! L'aria pira con l'aria storia! Ah, Cateni! Cateni! Tieni sta bamba! Dai un like che mi ha venuto subito! Dove vai, Girola? Ha venuto subito! Ma dai lì. Ma che dai lì? Ma tu che pigliavo, Girola? Ma tu che pigli? Non ce ne capigliamo. Una desperata. Ma tu? Sta a sentire, ma scherzavo o faceva sul serio con tutte queste cicche? Spero Spero che che capisci. scherza, eh? Ma che manchereva anche salire. Ma non ti capisci giurare? Non ti capisci. E ti mangia sull'aria. Ma tu che ti fai? Ti parli con una bambola? Certo. Sì, ti stavi parlando con Ciapeletta, oh. Ma sulla mezz'ora, calenta gura, sull'aria. E poi arriva a me e si incazza perché la mangia! Guarda, meno male che in questa Marta lei umi. Corre figlia, te gasta pure meglio. Mi manca a me. Manca a me. Io mi sento male. No, non sto pensando. No, che dai lì. Io mi sento male. Dai, da basta girola, vola. Io mi vedo. Scusate. E tu che ti vai? Avon, Lundaron, Danda! Avon, vuol dire che io resta vero? Sì, Avon, all'hotel 5 cuori! E avevo, quando avevo in vacanza, avevo venite sacca! Sì. E avevo trovato tutti i camerelli, e un letto grosso. E avevo che chiudere la pesce, vale? Tu mi metti a supposto tanto per tu! Perché mi avevo in vacanza sempre, hai capito? E mi porto via mia figlia, hai capito? E mio figlio, un cicciovello, e l'avete capito? Sì. E voi ve ne sapete voi, Ve ne sapete voi? Perché la bella che candulecche che canta se stai su palco ti rieghi alle mie spalle, Alle mie spalle. A volevo vedere voi, con due matti in te cugna so che faresti in vacanza,
di essere riusciti a divertirvi anche quest'anno. Prima di presentare le nostre attrici volevo fare un ringraziamento alla Proloco, al comune di Montalto Ligure e alla bottega di Erina, e dire a quelli che non ci conoscono, se non l'hanno capito, penso di sì, che siamo una compagnia di sole donne che sostengono e sosteniamo ruoli anche da uomo. Adesso ve le presento. Rosetta con il suo figlietto bello Emanuele, Patrizia e Stefania. Ha vinto il primo premio al 41esimo Festival della Poesia e Commedia Dialettale in Temelia come miglior caratterista. E anche un altro applauso a Patrizia, perché lei è anche la nostra truccatrice. E Gerolamo, Antonella e Gianna. Giovanna, la sorella di Girolamo, Dina. I due matti, Fortunato e Rita, Eleonora e Silvano. Un applauso alla nostra suggeritrice Iside, ai nostri tecnici, Paolo, Stefano, Mario e Antonio. Volevo anche aggiungere che quest'anno è il 10° anno che c'è la compagnia Remo Casturbe. Grazie